Francesco, come tutti i santi, è un dito puntato verso Gesù, rimanda a Lui. È stato definito un altro Gesù Cristo, alter Christus, dicevano ai suoi tempi. E il suo insegnamento è semplicemente il Vangelo. C'aveva un saluto che oggi sarebbe tanto bello e tanto importante. Il Signore ti dia pace. Ecco, nel momento di oggi è questo di cui abbiamo più bisogno e che chiediamo a Francesco d'Assisi, perché è la pace. Una parola che si sente sempre di meno e che invece dipende in gran parte da noi, se ci lasciamo aiutare da Dio ed anche da Francesco, dai suoi santi. La pace nel nostro cuore, la pace intorno a noi e finalmente la pace nel mondo. Il Signore ci dia pace, questo è l'insegnamento di Francesco. Quali sono le attività anche caritative che svolgete a Santa Margherita? Il nostro tipo di presenza è prima di tutto una presenza francescana, perché fino a poco tempo fa eravamo una minuscola fraternità che con l'aiuto di tanti amici gestiva una mensa per i poveri. In seguito alla pandemia la mensa è stata chiusa e ancora non è stata riaperta e allora noi offriamo ai poveri che vengono da mangiare. Chi bussa alla porta del convento trova un pasto caldo. E siamo vicini a tutta la gente che chiede da noi una preghiera, un aiuto, un consiglio, i sacramenti.